Mister del Valdagno Mascaregna al termine di una gara bella, un po' sofferta, dove il Valdagno però ha vinto per 5-4 a Grosseto e ha conquistato la quarta posizione. Sì, sì, oggi era importante vincere, oggi più che giocare bene sarebbe importante vincere. Sarebbe una partita tosta sicuramente, il Bassano ha pareggiato qua, il Lodi ha pareggiato qua, il Viareggio ha perso qua. Eh, Credo che abbiamo fatto principalmente il secondo tempo fino al 5-2 un bel momento nella seconda parte. Dopo abbiamo sofferto un po' di più con due tiri lontano che sappiamo prima che era un'arma del Grosseto che la giocava molto bene, ma credo che abbiamo dimostrato un po' di carattere, abbiamo avuto un po' di fortuna perché alla fine il Grosseto ha avuto qualcuna possibilità di pareggiare, ma sono felice oggi dopo di una sconfitta difficile contro il Bassano, sarebbe importante vincere e credo che lo abbiamo fatto come squadra. Eravate reduci da una partita molto impegnativa, molto sentita, anche, quindi avete, diciamo così, cancellato quella sconfitta a cui facevi riferimento. Oggi il break l'avete fatto sin dall'inizio, siete partiti molto forti, forse magari appunto come ricordavi tu nel finale questa cosa con la superiorità numerica avete rischiato in una mischia poi alla fine anche di lasciare quei 2 punti. No, 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 abbiamo che soffrire, questo campionato è difficile, loro hanno una bella squadra, stanno facendo molto bene questa stagione e noi sappiamo desde l'inizio che sarebbe una partita difficile. Al finale abbiamo sofferto, sì che abbiamo giocato credo che 20 secondi credo con uno di più. Non abbiamo avuto la possibilità di restare con la palla, abbiamo fatto male in quel momento, dopo abbiamo sofferto un po', ma fa parte del gioco, fa parte del campionato di soffrire. Alla fine credo che questo ancora non torna più forte che sempre, passare per questo momento non torna più forte perché dobbiamo imparare da questo. Allora, complimenti alla tua formazione, un ringraziamento a Mascaregna, quindi complimenti per il quarto posto momentaneo, però insomma è una squadra che sembra in lotta per le posizioni di vertice insomma, e merita di stare lassù. Lottiamo per vincere tutte le partite e dopo vediamo dove possiamo arrivare. Eh, Credo che stiamo facendo bene, bisogna ogni tanto soffrire come abbiamo fatto oggi, bisogna imparare a soffrire perché noi abbiamo una squadra super giovane che, che deve soffrire e oggi abbiamo fatto questo. Grazie al mister del Valdagno.